Bomba d'acqua si abbatte su Cortina e scatena un'enorme frana, travolta la frazione di Alverà, dottoressa sessantenne muore sepolta dal fango, in serata evacuate decine di abitazioni. Il governatore Zaia in sopralluogo a Cortina firma la richiesta dello stato di crisi, i danni sono ingentissimi, istituito il coordinamento di emergenza. Cortina, le testimonianze dei residenti, prima la pioggia fortissima, poi un boato, preoccupazione per le prossime ore. Giuliano Riccoboni, 66 anni, consigliere comunale di Camponogara, ha perso la vita mentre era in vacanza in Alto Adige e cercava funghi ed è precipitato in un burrone. Shock a Padova, una bimba di 2 anni ha rischiato di morire per un colpo di calore in passeggino sotto il sole mentre la mamma chiedeva l'elemosina. Weekend da bollino nero sulla rete autostradale del Veneto, rallentamenti e code verso le località di vacanza, traffico in crescita dell'8% rispetto all'anno scorso. Il tiramisù, il dolce più famoso di Treviso, è stato ufficialmente riconosciuto come prodotto tipico del Friuli Venezia Giulia. La notizia riaccende la storica disputa sulla paternità del dessert. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura la tragedia di Cortina, una violenta bomba d'acqua si è abbattuta nella notte sulla Regina delle Dolomiti, una donna è morta, si è scatenata una violentissima frana che ha travolto la frazione di Alverà. Ne abbiamo parlato diffusamente nel corso delle varie edizioni, anche straordinarie, dei nostri telegiornali. Per tutti gli aggiornamenti, quindi torniamo a collegarci in diretta con Cortina, con i nostri inviati Tiziana Bolognani e Nicola Marcato. Buonasera Tiziana. Buonasera Marta, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Da noi che da stamattina siamo qui a testimoniare quanto è accaduto nella notte. La frana dal Rio Gere si è riversata nel torrente Bigontina e in questo momento ci sono ancora al lavoro e lavoreranno probabilmente per tutta la notte le macchine operatrici che stanno tentando di liberare in fretta e in furia l'alveo del torrente ostruito dai massi che sono scesi in maniera violenta, massi grandi come camion sono scesi in maniera violenta e hanno invaso il letto del torrente che è esondato proprio qui, invadendo totalmente la frazione di Alverà, rovinando le case che ci sono a ridosso. Questi i simboli di questa tragedia, li state vedendo, c'è questa macchina operatrice che sta liberando l'arcata del ponte che è totalmente ostruita dai massi e dal fango. Dietro di noi in questo momento è arrivata anche un'auto per la rimozione di queste 3 macchine che state vedendo, che Nicola Marcato vi sta facendo vedere, che sono state completamente distrutte dall'onda di sassi e detriti che si sono riversati nella notte, una notte durante la quale purtroppo ha perso la vita Carla Cutturani, 60 anni, medico in pensione, ex anestesista al Codivilla di Cortina. Stava rientrando dalla festa del paese, dai festeggiamenti del Sestiere che si svolgono alla partenza della seggiovia del Faloria Tondi. Stava rientrando a casa, anzitempo lei era andata ad aiutare i volontari come ogni anno ed è un momento di grande festa per il paese. Questo stava andando ad aiutare i volontari e stava rientrando a casa quando si è accorta che il tempo non si metteva per il meglio. E che cosa è successo? È successo che non ha fatto in tempo a percorrere poche centinaia di metri, la sua auto è stata completamente travolta dai detriti che sono scesi dal Rio Gere. La casa dove viveva il medico è quella che state vedendo, che vedete in fondo con quello stemma, con le persiane verdi. Lì viveva Carla Cutturani. In paese c'è il lutto, era una donna molto conosciuta, molto apprezzata, molto ammirata per il suo lavoro e anche per il suo essere d'aiuto a tutti. E l'aiuto, la solidarietà è scattata immediatamente perché da notte
i cosiddetti angeli del fango, i volontari del paese si sono dati da fare, tutti con una pala in mano per spazzare il fango, per togliere, liberare le cantine. Ci sono gare veramente di solidarietà, catene umane, quello che è successo alle nostre spalle per liberare il magazzino di un negozio di artigianato. La sua titolare in lacrime, l'abbiamo vista, è scappata, non voleva farsi riprendere, veramente una tragedia. Lì ci sono state persone che hanno lavorato fino a poco fa per liberare con i secchi in mano il fango dal suo garage. Il governatore Zaia già questa mattina è arrivato a Cortina, c'è stato un vertice nella caserma dei Vigili del Fuoco assieme alla Protezione Civile, al prefetto di Belluno e naturalmente a tutte le autorità, i servizi forestali, i Vigili del Fuoco, veramente la Protezione Civile, davvero tantissime persone. C'è stato un sopralluogo anche dall'alto con l'elicottero, le immagini sicuramente le avete e le mostrate in questi momenti. Che cosa ha detto il governatore Zaia? Ha detto che questa è una grande, un'enorme tragedia. Ve lo riproponiamo in questa intervista. Beh, una tragedia che è la perdita della vita della signora, che è la cosa peggiore, e dall'altro un autentico disastro dettato dal fatto che ho avuto modo di vedere tutti i danni. Siamo saliti poi con i Vigili del Fuoco fino alla base della frana sulle creste e vi posso garantire che è un'autentica devastazione. Siamo davanti a una frana che è molto più importante di quella di San Vito. Siamo davanti a milioni di metri cubi di detriti da spostare, che peraltro prevedono anche massi ciclopici. Massi ciclopici vuol dire massi di dimensione di un camion, di un container. E dall'altro devo dire che siamo anche preoccupati perché le condizioni meteo sono condizioni non rassicuranti, per cui stiamo tentando la messa in sicurezza per quanto possibile. La riunione di stamattina ne è emersa la necessità anche di attuare un piano di evacuazione delle famiglie più a rischio. Ho dichiarato lo stato di emergenza come prevedibile, ho già parlato con la Protezione Civile nazionale, questo è uno stato di emergenza nazionale, quindi chiederemo che ci siano le attivazioni maggiori anche a livello nazionale. Io ho insistito perché facciano brillare con microcariche o con il plastico i megamassi, perché i megamassi, se da un lato magari qualcuno può dire a valle così grandi non riescono più a muoversi e quindi non ci andranno, dall'altro fanno l'effetto diga. Quindi oggi, in questa condizione, in questo istante, se venisse la bomba d'acqua di stanotte, quei massi sono in grado di deviare il torrente e non sappiamo che strada prenderà. Per cui stanno lavorando alacremente affinché si possa quantomeno dare una canalizzazione al torrente. Vi rassicuro sul fatto che ci sono milioni di metri cubi di materiale, non ho mai visto una roba del genere. Ecco, queste sono le parole, erano le parole di Luca Zaia ai nostri microfoni. Chiedo a Nicola di farvi vedere in questo momento che cosa sta spostando quella. Ecco, adesso lo sta scaricando. C'era una macchina operatrice per il movimento terra che stava spostando un masso veramente enorme. Il governatore Zaia parlava del tempo che è in rapidissima evoluzione. Nicola, fai vedere quali sono le nuvole che sovrastano il cielo di Cortina e proprio la zona da dove si è scaricata nella notte la frana che ha ucciso Carla Cutturani. Abbiamo incontrato questa mattina, noi non lo sapevamo, la cognata di Carla Cutturani. Abbiamo incontrato questa donna che era sporca di fango, che stava ripulendo la sua casa. A lei abbiamo chiesto di raccontarci che cosa aveva vissuto e poi abbiamo scoperto alla fine che si trattava della cognata della dottoressa, del medico in pensione. Vi facciamo sentire questa intervista. Perché ci è successo ancora, però non pensavamo una cosa di una portata del genere. Quindi non è la prima volta che il Bigontina ci risulta? No, è successo anche pochi anni fa, ho anche le immagini se volete. Si sperava anche che facessero un po' più di
i controlli, manutenzioni, ma anche tenerlo d'occhio, perché noi ci rendevamo conto che comunque era pericolosa, specialmente qua il ponte che non c'è più, era un punto ad angolo retto quasi, era molto pericoloso, anche perché i ponti erano bassi, cioè avevano molto materiale sotto, quindi bastava anche un paio di tronchi per purtroppo tapparli. Stavolta bisogna dire che non era un paio di tronchi, ma guardate i massi che ci sono, l'entità della cosa è enorme. Chi la conosceva la donna che è morta? Mia cognata, cioè, ho avuto una gran sfortuna, poverina, perché era appena partita con la macchina dalla festa e è stata travolta subito, speriamo che non abbia sofferto. Così. Mi dispiace. Grazie. Ecco, queste sono quelle interviste che normalmente non si vorrebbero mai fare, che ci hanno veramente toccato, come toccati sono profondamente toccati sono i testimoni che abbiamo sentito questa mattina durante la nostra permanenza qui ad Alverà. C'è davvero una sensazione di grandissimo disagio, perché la stragrande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato ci hanno detto che tutto sommato questa frana che minaccia Rio Gere è una frana oramai di anni ed loro hanno fatto una richiesta ai nostri microfoni, loro vogliono sentirsi sicuri. Sentiamo queste interviste. Sono ancora tutta spaventata, dico che mi viene un infarto, un disastro. A vedere le macchine che venivano giù, guardi. Ho sentito inizialmente una pioggia fortissima con un temporale, poi ho iniziato a sentire un rumore strano, come di massi che rotolavano uno sull'altro, e da lì abbiamo capito che era una cosa molto, molto grave. Era un casino, era tutti che urlavano e io qua, poi ho fortuna che c'ho la falegnameria, ho preso dei tavoloni, li ho messi qua e sono riuscito a salvarmi e se no là come entrava anche a me è un disastro. E dopo ho dato una mano agli altri, quello che sono riuscito a fare. Siamo qui del paese, siamo tutti che stiamo cercando di fare al meglio. Appena abbiamo sentito, stavamo andando a camminare, ho detto no dai, torniamo giù e andiamo a dare una mano. Sono di un altro villaggio, sono venuta a aiutare questa povera gente. Ecco, avete sentito la disperazione delle persone, 12 le case complessivamente da sgomberare, così dice l'ordinanza del sindaco di Cortina che per sicurezza ha emanato proprio questo suo ordine nel primo pomeriggio di oggi. Complessivamente sono una quarantina le persone che devono lasciare le loro case, ne abbiamo visti in tanti abbiamo visto con la valigia, con i trolley, con sacchi di fortuna raccogliere le prime cose. Si trascorrerà la notte fuori casa, si spera solo una notte. C'è anche da dire che c'è stata una gara di solidarietà proprio per aiutare queste persone, anche alberghi hanno messo a disposizione le loro stanze. Vi lascio all'intervista al sindaco del comune di Cortina, Giopiero Ghedina, e da Alverà di Cortina con Nicola Marcato vi restituiamo la linea allo studio. È una situazione diciamo che preoccupa per le previsioni meteo delle prossime 24 ore, sono previsti appunto un maltempo e quindi stiamo verificando insieme agli uffici del comune, ai vigili del fuoco, dei geologi, la situazione delle case che sono diciamo in una situazione di rischio e ovviamente delle persone che ci abitano. In questa situazione stiamo verificando adesso proprio in queste ore sia la disponibilità di stanze e appartamenti e probabilmente fra una mezz'ora farò una ordinanza di sgombero di quelle abitazioni che si rendano necessario in base a questa ricognizione che è stata fatta. Grazie dunque a Tiziana Bolognani e a Nicola Marcato, inviati a Cortina per seguire la tragedia che si è abbattuta nella notte sulla frazione di Alverano, e chiudiamo appunto quest'ampia pagina dedicata a questo triste argomento del nostro telegiornale. Vi ricordo che questa sera a 20:10 potrete vedere integralmente in presa diretta tutte le immagini e le interviste che sono state realizzate nel corso
corso della giornata. Cambiamo ora argomento, continuiamo comunque con la cronaca perché c'è un'altra disgrazia che dobbiamo registrare. L'ex consigliere comunale di Camponogara nel Veneziano ha perso la vita in vacanza durante un'escursione in montagna. Sentiamo i dettagli nel servizio. Giuliano Riccoboni, 66 anni, ex consigliere comunale ed ex bancario veneziano di Calcroce di Camponogara, ha perso la vita mentre era in vacanza in Alto Adige, mentre stava cercando funghi. Una tragedia che si è consumata ieri pomeriggio in una zona impervia sui boschi del Monte Rascera, tra la Val di Funes e la Val Gardena. L'uomo, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sarebbe scivolato in un burrone per una quarantina di metri. Una caduta rovinosa e fatale. A dare l'allarme il proprietario dell'appartamento che aveva affittato, che non vedendolo rientrare ha chiamato i soccorsi chiedendo l'aiuto dei volontari del soccorso alpino, che con una squadra hanno individuato il corpo all'altezza di circa 2000 metri. Quello di ieri per l'ex assessore di Camponogara sarebbe stato l'ultimo giorno di vacanza prima del rientro a casa nella sua Camponogara. E con la cronaca andiamo a Padova, città sotto shock perché una bimba di appena 2 anni ha rischiato di morire a causa di un colpo di calore perché la mamma la teneva nel passeggino sotto il sole cocente mentre chiedeva l'elemosina. Sentiamo. Ha rischiato di morire sotto il sole cocente di questi giorni. Una bimba di 2 anni è stata salvata in extremis dagli agenti delle volanti. La mamma alle 14:30 del pomeriggio la teneva in passeggino mentre chiedeva l'elemosina sotto la calura in piazza Bardelle in zona Stanga. La piccola, stremata dal caldo, era bollente. Quando gli agenti intervenuti dopo una segnalazione dei passanti sono arrivati sul posto, hanno trovato la mamma con il passeggino e hanno subito visto che la piccola non rispondeva agli stimoli. L'hanno bagnata con dell'acqua, una manovra indispensabile quando si è di fronte ad un colpo di calore, come ci ha spiegato il primario del pronto soccorso. L'unica cosa che fa la differenza, io metto la mano sulla persona, se la persona in quel momento ha la cute che è calda che vi ustiona, ma non è sudata, sono guai, perché vuol dire che la centralina è andata in tilt, non riusciamo con la termoregolazione naturale a lasciare che il sudore esca e questa è una persona che ha rischio immediato di vita. La piccola però era in condizioni gravi, troppo accaldata, sotto evidente stress fisico, non si muoveva. È stata portata d'urgenza in pediatria dove si trova tuttora ricoverata. Ora i genitori sono stati segnalati al Tribunale dei minori. La mamma è una padovana di 25 anni con precedenti per droga, era da sola con la piccola. Il padre, anche lui con precedenti per droga, ha un divieto di dimora a Padova. E tragedia a Verona, un uomo di 32 anni è morto questa notte in un incidente stradale, era alla guida della sua auto ed è andato a schiantarsi contro una delle arcate del sottopasso ferroviario di Porta Nuova, restando ucciso sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco intervenuti assieme alla polizia locale di Verona. E tragedia anche a Treviso, un giovane di 18 anni è morto per arresto cardiaco, si trovava con gli amici quando improvvisamente si è accasciato a terra. Sentiamo. Era un volontario al dormitorio Pasubio, una struttura gestita dagli operatori di strada Parrocchia di Treviso che dà ospitalità ai senza fissa dimora e collaborava anche con l'Emporio Solidale, un'opera che Patrick Casarin, 18 anni, faceva da tempo con passione e dedizione. Sempre sorridente, aiutava chi si trovava in difficoltà. Ieri sera dopo cena la tragedia, il giovane si trovava con gli amici, ad un tratto ha accusato un malore, si è accasciato a terra, subito i ragazzi che si trovavano con lui hanno dato l'allarme. Sul posto è arrivata in pochi minuti un'ambulanza, ma per Patrick non c'è stato nulla da fare, il suo cuore aveva cessato di battere. Restano da chiarire le cause di questa morte improvvisa, con tutta probabilità verrà disposta l'autopsia. Il 18enne abitava a Santa Maria del Rovere. Una tragedia nella tragedia, Patrick poco tempo fa aveva perso il papà. Sconvolti gli amici ed i volontari della struttura dove il giovane operava da anni, era sempre pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno. La morte di Patrick in un attimo ha fatto il giro della città e sui social tante frasi per ricordarlo, sempre sorridente. Quando non sapevo dove andare a dormire lui mi aiutava, dice un amico. Poi tantissimi amici che hanno voluto salutarlo e ricordarlo. Il giovane lascia 2 sorelle minori.
Ed ora il grande esodo per le vacanze estive, situazione difficile oggi su tutta la rete stradale ed autostradale della regione verso le località di vacanza. Sentiamo. La rete autostradale ha retto al primo sabato d'agosto contrassegnato dal bollino nero. Inevitabili però le code nei tratti critici della 4. In direzione Trieste, veicoli a passo d'uomo dalla tarda mattinata fino al tramonto nel tratto tra Meolo Roncade e San Giorgio di Nogaro. Code anche alla barriera di Trieste, che a mezzogiorno ha registrato il passaggio di 64.000 auto nelle ultime 12 ore, l'8% in più rispetto allo scorso anno. In crescita anche i veicoli su passante e tangenziale di Mestre. Il traffico è in aumento, un leggero aumento anche nei fine settimana di luglio e i primi di agosto abbiamo quindi registrato un leggero aumento anche nel traffico vacanziero. Sulla tratta gestita da CAV tutto è filato liscio anche grazie alle misure straordinarie predisposte per questo e i prossimi weekend. Abbiamo, in accordo con la polizia stradale, messo in atto delle misure che prevedono la rimozione immediata dei veicoli incidentati. Abbiamo dei presidi con carri attrezzi per il soccorso meccanico che intervengono immediatamente perché sono già localizzati in punti strategici, e abbiamo anche il personale che è addetto alla risoluzione dell'evento che sosta nei punti strategici per accelerare le attività di rimozione. Situazione più critica sulla 27 che ha ricevuto il traffico deviato dalla 4 grazie all'attivazione del bypass, percorso alternativo per decongestionare l'autostrada con rientro a Portogruaro. Sempre sulla 27 tra Belluno e Bivio con la statale 51, auto ferme per buona parte della giornata con code dai 2 ai 4 km. Venezia come Disneyland, e polemiche sul degrado della città, sulla questione che sta tenendo banco da settimane. Interviene il giornalista Gian Antonio Stella, sentiamo. Venezia è città dal degrado dilagante, assediata dal turismo di massa con la merenda al sacco e che fa i suoi bisogni sotteleggiati. Così il giornalista veneto Gian Antonio Stella, la sua disamina contro la tesi complottista di certa stampa estera. È una cosa ridicola, non ha nessun senso una regia in cui 3 giornali diversissimi si mettono d'accordo per sparare su Venezia, ma è una cosa, io mi domando come gli viene in mente. A suffragio di quanto più volte denunciato e immortalato anche dai reportage della nostra emittente, non soltanto. La vostra TV, le radio locali, quello che tutti i giorni i mezzi locali denunciano in modo sacrosanto, giusto, virtuoso, buono, e niente, da un orecchio riesce dall'altro. Quindi sulle responsabilità di tanta dilagante maleducazione. Come giustamente scriveva da parte, e qui lo cito testuale perché me lo ricordo a memoria, un popolo sano e libero i panni sporchi si lava in piazza. È questo che è giusto fare. Ed è una operazione d'amore. Articoli superficiali contrattacca dal canto suo il sindaco Luigi Prugnaro, proprio che denuncia storture e poi affitta la casa ai turisti, replica ancora attaccando gli stessi veneziani. Venezia è sotto pressione, il governo faccia qualcosa. Il suo appello, mentre da ieri è attivo sul sito del comune alla voce Enjoy Respect Venezia il bollettino del turista con l'indice di ricettività della città giorno per giorno, con tanto di semaforo verde, giallo e rosso. Iniziativa copiata anche dal Comune di Firenze, che a breve decollerà con il progetto Enjoy e Respect Firenze. Cambiamo ora decisamente argomento, parliamo di tiramisù, perché il dolce più famoso di Treviso è stato ufficialmente riconosciuto come prodotto tipico del Friuli Venezia Giulia. Uno scherzo? No, e la notizia riaccende la storica disputa sulla paternità del dessert. Sentiamo. Proprio nei giorni nei quali Treviso si prepara ad accogliere non una ma 2 gare sulla ricetta più buona del tiramisù, con tanto di tiramisù World Cup, alla fine il Friuli Venezia Giulia scippa al capoluogo della Marca il suo dolce più famoso. Il delizioso dessert a base di savoiardi, uova, mascarpone e caffè è stato inserito dalla regione Friuli nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali del territorio, nelle 2 versioni: carnica, nella ricetta dell'albergo Roma di Tolmezzo, e bisiacca, nota come coppa
e Turino dall'omonima trattoria del Goriziano. Una notizia da far rabbrividire i trevigiani che da sempre rivendicano la paternità del tiramisù, ideato da Roberto Linguanotto, cuoco del ristorante Le Beccherie. Al di là delle tradizioni che lo volevano realizzato per un bordello in Cae de Oro come ricetta energetica per i clienti. Una disputa a colpi di cucchiaio che si gioca tutta sul mascarpone. La prima testimonianza scritta del tiramisù col mascarpone infatti è quella di Giuseppe Maffioli nel numero primaverile della rivista Vin Veneto del 1981, che appunto ne attribuisce la paternità alle beccherie di Treviso. Il tiramisù friulano sarebbe un altro dolce senza mascarpone. Chi ha ragione? Chissà, l'unica certezza è che i friulani sono stati più veloci nell'aggiudicarsi il riconoscimento ministeriale. E proprio sulla questione del tiramisù, riconosciuto come prodotto tipico del Friuli Venezia Giulia, è intervenuto il presidente della regione del Veneto, che si è detto pronto a nome appunto del Veneto ad impugnare il decreto, chiedendo al Ministero che ascolti la regione del Veneto, ovviamente in questo caso, e lo ritiri. Ed ora ci spostiamo nel Vicentino, andiamo ad Asiago per vedere insieme uno spettacolo dedicato alla Grande Guerra in tempo di pace. Filo spinato nel cuore. La prima guerra mondiale raccontata da più punti di vista. Grande successo per lo spettacolo messo in scena dal gruppo teatrale Il Canovaccio e inserito nella 3 giorni organizzata dall'esercito italiano ad Asiago per commemorare le vittime della Grande Guerra nell'anno del centenario. Incontri, conferenze, passeggiate storiche e questa rappresentazione teatrale che verrà replicata sabato e domenica. La cornice scenografica naturale è quella del Sacrario del Leiten. Cadorna. Il generale Cadorna. Fu con noi molto duro. Era il comandante supremo e i suoi ordini non si potevano discutere, al punto che se qualcuno non li eseguiva era destinato a morire con una fucilata al petto. Sul palco il racconto di chi ha vissuto la guerra, sul campo, ma vedendola da angolature differenti. Dall'ufficiale austriaco al cappellano militare italiano, dalla portatrice carnica al fante della Sassari. Un crescendo di emozioni e commozione, perché il ricordo deve insegnarci a non commettere più gli stessi errori. Lascialo andare per le tue montagne. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. In chiusura come sempre uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Acqua Estate, Annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate e Annuale Venezia. Il tempo diventa via via più instabile sui monti, ma localmente anche in pianura. Le temperature resteranno più o meno stazionarie e quindi il clima sarà ancora piuttosto caldo. Sul Veneto anticiclone Lucifero in lieve cedimento su Alpi e Prealpi, più nubi in giornata con rovesci e temporali diffusi anche localmente violenti e in locale sconfinamento alle pianure di ovest. Permane un tempo più soleggiato invece a est. Temperature massime attese mediamente tra i 28 e i 37 gradi, valori minimi previsti tra 23 e 27 gradi circa. E peggiora il tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, o quantomeno su buona parte dei settori, con rovesci e temporali diffusi in giornata. Andrà un po' meglio sulle pianure con più sole. Vediamo anche le temperature, le massime sono attese tra i 32 e i 38 gradi, minime sui 24-26 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Passaggio perturbato da ovest, anche qui con rovesci e temporali ovunque, in giornata spesso anche forti o localmente violenti. Temperature massime in sensibile calo, attese in valle intorno ai 28 gradi, minime intorno ai 22-23 gradi circa. Il mare sarà poco mosso sulle coste e calmo al largo, i venti moderati nord-orientali. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci!
Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.